emozioni, lui mi promise, sicuro in lui io sono il mio scudo e la mia protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscatto e come un fiume libero amore, grandiosa grazia, eterno amore. Perfetta grazia che dolce il sole che ha salvato me. Io ero perso ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscatto e come un fiume libero amore, grandiosa grazia, eterno amore, è come un fiume, libero amore, grandiosa grazia, eterno amore. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro, ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò
a tua bontà. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino. Oggi 1 ottobre, 1 ottobre 2024, martedì, stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino. La preghiera del mattino che è un programma della Sheadamite, delle Sheadamite, Chiese Evangeliche, Assemblee di Dio, Arca Missionaria Italiana. Siamo qua stamattina, io sono il pastore Victor Lopes e per la grazia e bontà di Dio sono con voi stamattina per adorare e benedire il nome santo e potente del Signore. Che Dio benedica la tua casa, che Dio benedica la tua vita, che Dio benedica il tuo lavoro. Grazie perché mi ricevi stamattina a casa tua, grazie di questa accoglienza, grazie tu che mi porti in macchina, mi dai un passaggio, che mi porti al lavoro, perché so che diversi fratelli sono connessi con noi in questa diretta, a quelli che vedranno dopo anche un saluto, un abbraccio grande, che Dio vi benedica. E vorrei salutare i fratelli di Pomarante, di Monticerboli, fratelli di Pisa, ai fratelli di Firenze, tutta Firenze, che Dio benedica i nostri carissimi fratelli che sono connessi con noi, fratelli di Verona, Legnago, Dosso Buono, Villafranca di Verona. Dio benedica tutti i nostri fratelli al nord d'Italia, sud, centro Italia, ai miei amici pastori, missionari, che Dio benedica voi, la vostra missione, la vostra vita. Vorrei anche stendere questo saluto ai fratelli che sono fuori Italia. In Brasile, un abbraccio grande a tutti i nostri fratelli in Brasile, in Sud America, Centro America, Nord America. Che Dio benedica tutti i fratelli che sono in Europa. Un abbraccio alla nostra missionaria Mirella, a che è in Svezia, ai fratelli missionari, operai del Signore che sono in Svizzera, in Germania, Albania, Romania, Grecia, ai fratelli di Spagna, un abbraccio al caro fratello Marco di Spagna, che Dio ti benedica. Marco, siamo in preghiera per la tua vita. Gloria al Signore. Fratelli, come noi sappiamo, abbiamo i settori ecclesiastici di Sheadamiti. Le Sheadamiti sono le chiese evangeliche, Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E noi siamo nel territorio italiano in 5 basi missionarie organizzate in 3 settori ecclesiastici. Abbiamo il settore 1, che è il settore della provincia di Firenze, il settore 2, che è il settore della provincia di Pisa, e il settore 3, che è il settore della provincia di Verona. Vorrei mandare un abbraccio ai missionari Marco, Denisa, Jamili, Carminha, ai nostri missionari di Verona, Giovanni, Dariana e tutti i fratelli. Sentitevi abbracciati, che il Signore vi benedica. Se non conoscete ancora questi settori, potete seguirci su Instagram. In ogni settore abbiamo un profilo dove lì ci sono le attività di quel settore, ok? Quindi seguiteci e così potete vedere tutte le nostre attività e partecipare con noi. Ok, se tu vuoi
fare una richiesta di preghiera, contattarci. Se tu vuoi mandare la tua testimonianza, abbiamo un canale diretto di Shea Damit, che è WhatsApp del numero 351 360 4320. Ripeto, 351 360 4320. Questo è il nostro numero di WhatsApp, dove potete mandare le vostre richieste di preghiera, potete mandare la vostra testimonianza, contattarci per un suggerimento, per qualsiasi cosa, ok? C'è questo canale dove potete partecipare con noi. Vorrei ringraziare ai fratelli che cooperano con noi in questa missione, che offrono, che pregano, che contribuiscono. Grazie a tutti i fratelli, membri della Shea Damit, che fedelmente servono al Signore, investono in quest'opera. Anche i fratelli che non sono membri, sono amici, e anche dall'estero, che ci benedicono, che sostengono questa missione. Vorrei ringraziare Dio per la tua vita, per la tua famiglia, che Dio possa fare prosperare la tua vita in nome di Gesù. Ringrazio anche i fratelli che offrono la sua offerta missionaria mensilmente. Se tu vuoi partecipare di questa offerta missionaria per il sostegno della missione, puoi fare questo versamento direttamente sul conto di Shea Damit. Qui c'è la disponibilità, c'è a disposizione l'IBAN e il BIC, e l'intestazione Shea Damit Firenze. Che Dio vi benedica in nome di Gesù, tutti i cooperatori della opera del Signore. Seguiamo con le nostre preghiere. Preghiamo per la nostra sorella Lucia, che ha bisogno molto del Signore. Continuiamo in preghiera per tutti i fratelli che si trovano malati. Preghiamo per la sorella Giumara, che si sta riprendendo di un intervento che ha fatto. Preghiamo per lei. Preghiamo per la sorella Arter, che Dio possa aiutarla, darle la forza, la salute. Sorella Milvia, per tutti i lavoratori, operai, missionari, pastori, credenti. Fratelli, nostro tema quest'anno della conferenza missionaria 2024 è servendo, ubbidendo per servire, tempo di restaurazione. Questo tema è molto forte, il tema della conferenza missionaria di quest'anno parla di una restaurazione, ma soprattutto parla di come Dio opera tramite l'ubbidienza. Quando la Bibbia, nel capitolo 37 di Ezechiele, la Bibbia parla che Dio trasporta Ezechiele in una valle di ossa secche, e quella valle rappresenta, simboleggia il popolo di Israele che era morto spirituale. E Dio trasporta il profeta e lo dice, fa una domanda: potranno rivivere queste ossa? Il profeta dice: tu lo sai, Signore, tu lo sai. E il Signore nel versetto 7 dice al profeta: profetizza. E la Bibbia dice che il profeta ha detto: io ho profetizzato come lui mi ha comandato di fare. Quindi è molto interessante, perché Dio dimostra la sua potenza di restaurazione tramite l'ubbidienza di quel profeta, perché prima che lui ha creduto, ha avuto fede in Dio dicendo: tu lo sai, ossia se tu vuoi, tu lo puoi fare, Signore.
e grazie all'ubbidienza del profeta, lui ha fatto come il Signore ha comandato. A volte vogliamo fare come vogliamo noi e non vediamo risultati, non vediamo niente di restaurazione, non vediamo nessuna situazione cambiata. Ezechiele 37 dice: la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse, tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelli, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Versetto 7 è il nostro tema, che dice: io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirli, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio d'uomo, e di allo spirito, così parla il Signore Dio. Viene dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Gloria a Dio. Qual è il segreto? Fare come Dio ci ha comandato, né in più né in meno. Dobbiamo fare come Lui ci ha detto di fare. A volte vogliamo aggiungere nostro, da noi, vogliamo aggiungere di noi, dire io voglio così, mi piace così, mi sembra giusto così, ma la domanda è: com'è che vuole il Signore? Hai già domandato? Hai già cercato la volontà di Dio per la tua vita? Ah, ma io vedo solo queste ossa, io vedo solo questa valle. Mentre tu non ubbidirai, vedrai solo ossa, morte, valle, deserto, solitudine, ma quando tu metterai il tuo cuore per ubbidire il Signore, a fare la volontà del Signore, quando tu ti metterai alla disponibilità, alla disposizione per servire il Signore, per fare ciò che il Signore vuole, comincerà un movimento. Alleluia! È tutto fermo, è vero, perché tu sei fermo. Muoviti nel regno di Dio
e vedrai il regno di Dio muoversi per te. Prendete già questi giorni liberi, 1 e 2 novembre, venerdì e sabato avremo un programma che sarà la conferenza missionaria 2024. Il tema è questo: tempo di restaurazione, ubbidendo per servire. Preghiamo, fratelli miei, perché il Signore vuole sentirci stamattina. Tempo di preghiera. Vorrei convocare i miei fratelli per unirsi a me in una preghiera. Faremo una preghiera che, oltre questa preghiera del mattino, noi avremo un colloquio giornaliero di 15 minuti. Ogni giorno noi pregheremo 15 minuti alle 10 di sera. Ogni sera alle 10 ci incontreremo per questo colloquio di preghiera e la nostra preghiera è per questa conferenza. Se tu vuoi unirti a me in questa preghiera, la faremo ogni sera alle 10 per chiedere al Signore che questo programma della conferenza missionaria sia molto benedetto e possa impattare tutte le persone che verranno, il messaggio, le persone che predicheranno, tutto. Quindi vi invito a partecipare di questa preghiera. Ogni giorno saremo 30 giorni di preghiera fino alla conferenza, ok? Preghiamo al Signore stamattina presentando ogni richiesta. Presentiamo Massimiliano, presentiamo stamattina non solo Massimiliano, ma tutti i figli. Se tu hai un figlio che ancora non si è avvicinato al Signore, non ha confessato Gesù con la sua bocca e creduto con il suo cuore, prega, prega per lui, prega per lei stamattina, che loro vengano alla conoscenza della verità e che possa essere liberati, salvati. In nome di Gesù. Padre, siamo uniti stamattina in preghiera in nome del tuo Figlio amato Gesù Cristo, nostro Signore. Vogliamo soprattutto ringraziarti per questo giorno che inizia, per l'opportunità che ci dai di essere qui insieme, per poter lodare e benedire il tuo santo e potente nome. Grazie, Signore, di avere questo privilegio di insieme, anche se tramite questa diretta, quando ognuno è in un posto, ma siamo uniti nello stesso spirito, con lo stesso pensiero e nella stessa fede, in un solo spirito, un solo pensiero e una sola fede. Oh Padre, ti prego in nome di Gesù di esaudire la nostra preghiera, che tu possa stamattina operare tramite la nostra preghiera e che possiamo, Signore, sentire la tua presenza, udire la tua voce e ricevere, Signore, la tua potenza. Spirito Santo, tu che abiti in noi perché sei il sigillo che abbiamo ricevuto nel giorno che abbiamo consegnato la nostra vita a Cristo, abbiamo reso la nostra vita a Cristo e siamo diventati figli di Dio, popolo suo e pecore del suo gregge. E abbiamo ricevuto questo sigillo, questo Spirito Santo che è la nostra guida. Oh Signore, ti prego che tu possa generare in noi il tuo frutto, togliendo di noi ciò che non ti piace. Opera nella nostra vita, Signore. Opera in noi. Ogni parola detta contro di noi stamattina, cancella. Ti prego di cancellare. Ogni parola detta perché non era
prevista, ma è stata detta come una freccia che rattrista i nostri cuori. Ma ti prego di passare il tuo balsamo, di cancellare queste parole della nostra vita, perché possiamo, Signore, seguire avanti tutto ciò che il diavolo, il nemico ha lanciato contro di noi per frenarci. Ti prego, Signore, che tu possa slegare stamattina, sciogliere, Signore, tutte queste corde, cordone, catene, queste nodi che ci imprigionano. Ti prego, Signore, che la libertà che abbiamo ricevuto tramite il tuo sacrificio in croce non sia vietata, ma che possiamo averla completamente, che nessuna parola, nessuna spada, né peste né fame, né potestà, né porvir possano impedire di godere, di sfruttare il tuo amore, Signore, perché è la base della nostra salvezza. Dove c'è un cuore triste stamattina, Signore, vorrei pregare che tu arrivi stamattina in questo cuore con olio di gioia. Ungi questo cuore con olio di gioia, Signore. Che questa sorella, che questo fratello possa sentire il tuo amore vero. Tante volte ci sentiamo traditi, feriti, perché veramente i nostri limiti sono tanti, la nostra fragilità è molto grande, ma che tu possa, Signore, irrobustire questa fragilità con il tuo Spirito Santo, con la tua parola, con la tua presenza, perché possiamo essere forti, saldi in te, Signore. Che i nostri cuori non siano nel mondo, ma che siano in te. Perché la tua parola dice: dove è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore, e tu sei il nostro tesoro. E so, Signore, che alla fine di questa strada c'è un tesoro che ci aspetta, c'è una promessa che ci hai fatto, e che il nemico della nostra anima non vuole che la riceviamo, che sia compiuta questa promessa. Ma ti prego, Signore, che tu possa restaurare la nostra mente, rinnovare la nostra mente, sgrida ogni pensiero contrario, ogni pensiero di morte, ogni pensiero, Signore, di solitudine, di tristezza, ogni pensiero di angoscia, di amarezza. Brucia stamattina, Signore, ogni radice di amarezza. Brucia oggi ogni radice di amarezza fra i fratelli. Che possiamo amarci a vicenda, che possiamo amarci come tu ci hai amato. Signore, manda via, Signore, il rancore. Manda via da noi, Signore. Manda via di noi questa radice. Sradica, Signore, questa radice, perché la nostra vita sia un terreno pulito, pronto per il seme del Vangelo germogliare, crescere e produrre. Ti prego per i fratelli che si trovano malati, quelli che sono, Signore, in cura
nel loro processo di malattia, che tu possa aiutarli in nome di Gesù, Signore. Opera nella vita di questi fratelli, perché tu sei il Signore che opera, che guarisce, non soltanto nell'anima, nello spirito, ma pure nel corpo, perché tutti sappiano, riconoscono e considerino che tu sei il Signore. Ti prego, Signore, opera stamattina, ti prego per i nostri fratelli missionari, ti prego per Marco Lillo, per Denisa, per la sua salute. Signore, per Enea, ti prego per quella famiglia, Signore, missionaria che serve lì nel settore 2 di Pisa. Signore, che tu possa dare saggezza, guida, che possiamo essere pastori spirituali, Signore, di visione spirituale, che possiamo avere discernimento, che possiamo avere, Signore, autorità. Signore, dove c'è una perdita di questa autorità spirituale, ripara oggi, Signore, nella nostra vita, perché possiamo essere veramente uomini, donne di autorità spirituale. Guida le nostre parole, guidaci in ogni cosa, Signore, perché non è facile gestire il tuo gregge, le tue pecore. Signore, aiutaci a rimanere fedele a ciò che tu ci hai comandato di fare, anche se altri non capiscono. Ti prego per Giovanni, per Dariana, Signore, che tu possa aiutarli in quella missione, dandogli saggezza, che tu possa lavorare nella vita dei fratelli, che possano comprenderli, che loro possano comprendere i missionari, che i missionari possano anche comprendere le pecore. Signore, che possiamo avere una comprensione fra di noi, che possiamo amarci soprattutto. Signore, ti prego di fare crescere l'opera missionaria in questo paese, per i fratelli che studiano il vivaio missionario, Signore. Ti prego che tu possa aiutarli, che questo nuovo anno possiamo avere altri fratelli che avranno desiderio e gioia di servirti. Preparaci, Signore, per quello che tu vuoi. Signore, in nome di Gesù, vorrei chiederti di operare, Signore, nelle famiglie, nella vita delle coppie. Signore, dove c'è una guerra, dà saggezza alle donne perché possano avere una parola mansueta, una parola, Signore, rispettosa verso i suoi mariti. Signore, ti prego per gli uomini che possano essere anche sacerdoti della sua casa, la guida delle sue mogli, la protezione, la cura, che possa, Signore, dimostrare amore verso, verso la sua moglie, verso la sua famiglia, che possiamo noi uomini avere l'equilibrio dello Spirito Santo per non ferire, Signore, la nostra famiglia con le nostre azioni, con le nostre parole. Ci dà, Signore, la tranquillità, l'equilibrio nello spirito per servire la nostra casa. Ti prego, Signore, per i figli, che tu possa, Signore, mettere nei cuori dei figli timore a te e ai suoi genitori, perché è il primo comandamento con promessa di onorare padre e madre perché i suoi giorni siano tanti sulla terra. Signore, ti prego che questi figli abbiano timore
di te e dei suoi genitori. Che questi genitori possano avere, Signore, saggezza in ammaestrare i suoi figli, in correggere, che non siano violenti, ma che siano amorevoli, Signore, in nome di Gesù. Che dove c'è una guerra, che tu possa cessare questa guerra spirituale, Signore, dentro le famiglie. In nome di Gesù, Signore. Che tu possa stabilire la pace. Alleluia. Che tu possa dare saggezza agli uomini per difendere il suo territorio dal nemico, che tu possa dare saggezza alle donne per difendere il suo territorio dal nemico, e che la famiglia, Signore, sia protetta, edificata e viva in te. Che la famiglia sia un nucleo spirituale, un altare vivo, acceso nella tua presenza. Restaura questa famiglia, Signore. Che quest'uomo che tante volte, Signore, cerca di essere il provveditore, di provvedere sempre, e è giusto questo, ma che cerchi anche di provvedere lo spirituale, il cibo spirituale per la sua famiglia, dando una parola fresca, calda per i suoi figli, per la sua moglie. Che questa moglie possa educare i suoi figli e essere amorevole, ubbidiente, serva, signora della sua famiglia, perché la parola signora vuol dire servitora efficace. Padre, ti prego, continua operando, dando, Signore, dando la grazia a ognuno di noi che oltre la famiglia esercitiamo il ministero, a noi pastori, missionari, Signore, che la nostra famiglia possa servire altre famiglie, ma per servire altre famiglie abbiamo bisogno di essere una famiglia per il servizio, non solo il marito, ma la famiglia, Signore, che vorrei pregare per la famiglia di ogni pastore, per la famiglia dei missionari, che tu possa, Signore, restaurare questa famiglia, che tu possa restaurare questa casa, che ha una chiamata ministeriale, ma non può servire senza che prima metta a posto la sua casa, perché è un'esigenza della tua parola che quelli che servono abbiano una famiglia che serve. Oh Signore, dove esiste un'omissione, quel marito omesso che non si posiziona, che non fa il sacerdote della sua casa, che non corregge i suoi figli, che non ammaestra insegna ai suoi figli, che tu possa restaurare, Signore, quest'uomo, perché non esiste niente perso, tutto è possibile quando noi ci mettiamo sulla tua via e nelle tue mani, Signore. Che quest'uomo si metta nelle tue mani e capisca che non è soltanto di pane che vive l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Questo è il principale, Signore. Che questo uomo sia fedele a te, un esempio di fedeltà a te, così sarà fedele a sua moglie, ai suoi figli, al suo ministero, al suo pastore, alla sua chiesa. Perché tante volte vogliamo imputare, Signore, colpa agli altri quando noi siamo così fuori
di ciò che tu desideri, Signore, per noi. Che possiamo stamattina riparare l'altare come Elia ha riparato. Perché dopo che ripariamo l'altare possiamo essere d'esempio alla nostra casa e alla nostra Chiesa e al mondo. Signore, ti prego, in nome di Gesù, quella donna che ha un marito che non ti serve ancora. Signore, vedi l'angoscia che passa questa donna. Vedi ciò che subisce questa donna, che nuota da sola in questo fiume. Dà a lei la saggezza, dà a lei le parole giuste, ma ti prego, Spirito Santo, di convincere quest'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio. E che questo marito, Signore, si converta. E che insieme alla sua moglie siano una potenza nelle tue mani, nel tuo regno e per la tua gloria. Questa donna, Signore, che doveva essere saggia, come dice la tua parola, e non lo è, perché tante volte è coinvolta nel mondo con il profilo di una donna del mondo, che non è colpa sua, perché questo mondo prepara, insegna, forma così, ma ti prego che tu possa formare in questa donna, la donna del Proverbio 31, la donna della parola, la donna guidata dallo Spirito Santo, una donna di preghiera, di intercessione, ma non solo le donne che siano di preghiera e di intercessione, ma che gli uomini pure siano uomini di preghiera, di digiuno e di intercessione, Signore. Che possiamo oggi infocare il perimetro della nostra casa, perché i demoni vadano via, perché gli spiriti escono, che possiamo infocare il perimetro del nostro matrimonio, perché le ferite siano oggi guarite, che le cose che ci fanno male ancora, che non siamo ancora guariti, possano essere oggi perdonate, le ferite, Signore, siano oggi guarite, che il perdono, Signore, sia oggi la guarigione di questa famiglia, che possiamo liberare e che possiamo anche perdonare. In nome di Gesù, Padre, ti prego, che quel figlio ribelle, quel figlio che si consiglia con gli amici che sono pure ribelli, oh Signore, ti prego di operare nella vita di questi ragazzi, che possano ricordare di te, anche se i genitori hanno trascurato l'insegnamento biblico, ma che tuo spirito possa avere, Signore, misericordia, che tu possa avere misericordia, che il tuo spirito possa intervenire nella vita di questo ragazzo e che non sia un strumento del diavolo, ma che sia un strumento tuo sulla terra. Ti prego per i bambini che tante volte sono trascurati, abbandonati al loro telefono, che tu possa, Signore, intervenire nella vita e nel futuro di questi bambini. Proteggi questi bambini, Signore, dalle cose
che il diavolo vuole fare nella vita loro, seminando il suo seme di amarezza, di tristezza, di insufficienza. In nome di Gesù, Padre, ti prego per la nostra Chiesa. Ti prego, Signore, che tu possa, tramite queste famiglie restaurate, darci uomini, donne, che ti servono con sincerità, che ti amino, Signore, e che possano insieme alla loro famiglia servire la tua opera e il tuo regno. Vedi ciò che dobbiamo fare e risolvere tutto questo mese, Signore. Il mese scorso, le cose che non siamo riusciti a fare, e questo mese le cose che sono dal mese scorso e altre che dobbiamo fare. Aiutaci, Signore. Aiutaci a vincere giorno dopo giorno fedelmente. Ti prego, in nome di Gesù. In nome di Gesù. Amen. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Per finire leggiamo Salmo 12. Oggi la nostra lettura è Salmo 12. Salva, o Signore, perché non ci sono più giusti e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini. Ciascuno mente parlando con il prossimo. Parla con labbro adullatore e con cuore doppio. Il Signore recida tutte le labbra adulatrici. La lingua che parla con arroganza. Di quelli che dicono con le nostre lingue prevarremo. Le nostre labbra sono per noi. Chi potrebbe dominarci? Per l'oppressione dei miseri, per il grido d'angoscia dei bisognosi. Ora mi ergerò, dice il Signore, e darò la salvezza a chi la brama. Le parole del Signore sono parole pure, sono argento raffinato in un crogiuolo di terra, purificato 7 volte. Tu, Signore, li proteggerai, li preserverai da questa gente per sempre. Gli empi vanno in giro dappertutto quando la bassezza regna sui figli degli uomini. Salva, o Signore. E questa è la nostra preghiera stamattina. La preghiera che facciamo chiedendo al Signore di salvarci di cosa? Il salmista dice: salva, o Signore, perché non ci sono più giusti e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini. Lui fa una preghiera dicendo al Signore, chiedendo salvezza, perché in quel momento Davide si sente tradito. Versetto 2, lui parla la causa. Ciascuno mente parlando con il prossimo. Parla con labbro adulatore e con cuore doppio. Mancanza di sincerità. Vorrei prendere questo testo per portarvi questo consiglio biblico. Che la Bibbia parla che quando il re tornava dalla guerra in suo carro, ha trovato quel suo amico e ha detto a lui: se il tuo cuore è sincero con me, sali nel mio carro. E è molto difficile vivere assieme
senza sincerità. Davide sentiva proprio questo sulla pelle. Mi fa ricordare il testo di Paolo ai Corinzi, che non parla alle coppie, ma parla ai cristiani. Che dice: se parlassi le lingue degli uomini, prima Corinzi 13, e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Possiamo dire stamattina che a volte quando non esiste sincerità è perché non esiste amore? Quando non esiste sincerità, esiste soltanto interesse da una parte. Io stamattina ti consiglio a pregare, prima di tutto, chiedendo che Dio metta nel tuo cuore amore, perché con amore saremo sinceri. Perché se amiamo, avremo un atteggiamento sincero verso gli altri. Che Dio ti benedica. Che Dio benedica la tua casa. Buona giornata. Ci vediamo. Se tu vuoi partecipare della preghiera ogni sera alle 10, non sarà su YouTube, sarà in una piattaforma, ma potete mandare il messaggio su questo WhatsApp per partecipare di questa campagna di preghiera, un mese di preghiera, ogni sera alle 10. 351 360 4320. Ti aspetterò. Un abbraccio, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti, oggi e per sempre. Amen. Buona giornata con Gesù nostro Signore. Un abbraccio.